C'era una volta, all'inizio del IX secolo, un sacerdote di nome Odulfo. Nato nel Brabante settentrionale, Odulfo era un uomo di grande fede e determinazione. Il suo cuore ardeva dal desiderio di portare il messaggio di Dio in terre lontane. Così il vescovo Federico di Utrecht, conoscendo il suo ardore, decise di inviarlo a nord, nella regione della Frisia, una terra ancora in gran parte pagana. Odulfo partì con coraggio, sapendo che la sua missione non sarebbe stata facile. Giunto in Frisia, trovò una terra fredda e inospitale, abitata da persone che vivevano in piccoli villaggi sparsi lungo la costa. Le loro vite erano difficili e segnate dalle continue incursioni dei pirati vichinghi. Odulfo, con la sua gentilezza e il suo amore, cominciò a guadagnarsi la fiducia di quei popoli. Parlava loro del messaggio di Cristo, della speranza e della salvezza. Lentamente, ma con grande determinazione, riuscì a convertire molti di loro. In un piccolo villaggio chiamato Stavoren, Odulfo decise di costruire una chiesa e un monastero. Con l'aiuto degli abitanti del villaggio, innalzarono le mura di pietra della chiesa, un rifugio di pace e preghiera in mezzo a tanto caos. Il monastero divenne un luogo di studio e riflessione, dove molti giovani iniziarono a seguire la via della fede grazie all'insegnamento di Odulfo. Gli anni passarono e la fama di Odulfo si diffuse in tutta la regione. La sua dedizione e il suo amore per il prossimo lasciarono un'impronta indelebile nel cuore delle persone. Dopo la sua morte, la sua memoria continuò a vivere nelle storie e nelle leggende che si raccontavano su di lui. Ma la storia di Odulfo non finì con la sua morte. All'inizio dell'undicesimo secolo, i pirati vichinghi saccheggiarono la chiesa di Stavoren, trovarono le reliquie di Odulfo e le portarono con sé in Inghilterra. A Londra, il vescovo Aelfward acquistò le reliquie per 100 denari e le portò all'abbazia di Evesham, un luogo sacro e venerato. C'è una tradizione che racconta che Odulfo fu sepolto a Utrecht, ma non si sa con certezza dove si trovino realmente le sue ossa. Quello che è certo è che il suo spirito e il suo esempio continuarono a ispirare generazioni di fedeli. La vita di Odulfo, un racconto sulla sua vita, fu scritta nell'abbazia di Evesham, forse dal priore Domenico. Attraverso questo racconto, la sua storia raggiunse molte più persone, diffondendo il suo messaggio di fede, speranza e amore. Ancora oggi, il nome di Sant'Odulfo viene ricordato nei Paesi Bassi e in Inghilterra. Le chiese dedicate a lui sono testimoni del suo impegno e del suo sacrificio. La sua vita è un esempio luminoso di come una persona, con fede e determinazione, possa cambiare il mondo intorno a sé, portando luce nelle tenebre e speranza dove regna la disperazione. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.